Repubblica scrive oggi dell'ipotesi Iacolino candidato sindaco del PDL ad Agrigento. A me pare una notizia molto interessante perché fa chiarezza. Repubblica è molto ben informata, ricostruisce anche la vicenda Luparello, passato, come scrive Repubblica, alla corte di Alfano direttamente dalla segreteria del Partito Democratico. Pare che la candidatura di Luparello sia abbastanza tramontata e ora Alfano si sta orientando a candidare l'eurodeputato Salvatore Iacolino. Io intendo fare un commento perché mi pare che sia importante questa candidatura. Alfano rivendica in questo modo i suoi trascorsi politici. Iacolino non era estraneo all'amministrazione di Calogero Sodano, era uno degli assessori di punta di Calogero Sodano per parecchi anni. Iacolino è stato tra coloro che hanno deciso la sindacatura di Aldo Piazza. Iacolino ha fatto per anni il bello e il cattivo tempo nell'azienda sanitaria. Quindi gli agrigentini oggi hanno la possibilità di scegliere se ritornare al passato, al regime di Sodano e di Piazza, votando Iacolino, se mantenere lo stato attuale. Chi è soddisfatto di come stanno le cose oggi ad Agrigento può votare tranquillamente per Marco Zambuto. Chi pensa che Agrigento debba finalmente svoltare e debbano cambiare tante cose ha la mia candidatura a disposizione, con la consueta chiarezza e determinazione con la quale io affronto le cose. A Villaseta in questi giorni, o almeno da oltre 10 giorni, ritorna il problema della carenza d'acqua. È possibile che ancora oggi se ne continui a parlare? Ma io ho ricevuto delle telefonate da abitanti di Villaseta e immediatamente stamattina ho scritto a Girgenti Acque per chiedere lumi e delucidazioni. Apprezzo il lavoro di Girgenti Acque quando va apprezzato e chiedo chiarimenti e muovo critiche quando il lavoro di Girgenti Acque necessita di una messa a punto. Girgenti Acque adesso risponde che la colpa è di Sicilia Acque. Va bene, facciamo il massimo di chiarezza, però l'acqua agli agrigentini di via Ariosto, agli agrigentini di via Abbatellis va immediatamente data. Non è la situazione di Villaseta una situazione che può continuare. Se vi sono problemi con Sicilia Acque, Girgenti Acque ce lo dica e li affronteremo noi, li affronterò con Gracolici, con Lumia, con il presidente Lombardo, li affronterò personalmente, ma questo stato di cose a Villaseta non può continuare. Sagra del Mandorlo in Fiore, lei chiede spiegazioni al Comune di Agrigento. Ma oggi ho fatto una nota che è stata condivisa anche dalla mia commissione consiliare, molto puntuale, perché noi dobbiamo eliminare le intermediazioni negli affari della Sagra del Mandorlo in Fiore. In passato la Sagra è stata una grande mangiatoia per i soliti noti, adesso ciò deve finire e farlo finire è abbastanza semplice, basta che il Comune paga direttamente lui e senza intermediazioni le fatture dei fornitori, si individuano gli alberghi, si individuano le televisioni, si individua chi fornisce i pullman, si individuano le hostess ed evitiamo che la gente venga a lavorare, prenda poco perché vi sono i parassiti che si fottono, scusate l'espressione, una quota della loro retribuzione.